Buon pomeriggio a tutti dall'ippodromo Arcoveggio. Cominciamo la riunione di oggi col premio Partisan. Sono indigeni di 2 anni, quindi puledri di buona categoria. Sono 6 al via. Con l'1 Cluny Grad, Roberto Vecchione, 2 Cupido Cup, Gianni Targhetta, 3 Kenka F, Andrea Farolfi, 4 Capovento Pax, Salvatore Valentino, 5 Cerbero 3B, Antonio Di Nardo, 6 Clara Di No, Marco Stefani. Molto attesa Kenka F, leva di Walter Zanetti. 2 vittorie alle ultime uscite, le vediamo leggermente discosto Cluny Grad. Stacco della macchina, Kenka F prende il comando davanti a Cupido Cup, poi Capovento Pax che cerca di accodarsi terzo. Prima curva con in vantaggio la femmina davanti a Cupido Cup, alla fine aveva cercato di rientrare Cerbero 3B ma si è gettato di galoppo, quindi si sistema terzo. Numero Capovento 5 Pax Cerbero 3B squalificato davanti a Clara Di No, mentre in quinta posizione Cluny Grad. 200 metri in 14,7, abbastanza svelti per Kenka F, che ha preso un paio di lunghezze di vantaggio dai rivali. Ora è in rallentamento, l'allieva di Andrea Farolfi viene fuori un 36 per il primo quarto, ritmo ora decisamente blando. Si è ricongiunto intanto Cupido Cup trascinandosi gli altri, mentre Roberto Vecchione con Cluny Grad abbandona la coda del gruppo e risale molto gradualmente. 17 la curva, viene fuori 47,6 per i primi 600 metri, siamo al passaggio davanti alle tribune, sempre in vantaggio la figlia di Man of Many Mission. Guardi il tabellone Andrea Farolfi, il ritmo è blando, vede arrivare Cluny Grad all'esterno che ora affianca Cupido Cup, 15,8 qui davanti alle tribune, primo giro in 1,3,4. Prosegue l'avanzata Cluny Grad, ora decisamente ai fianchi di Cupido Cup, poi Capovento Pax, terza alla corda, intanto il chilometro va via in 1,18,9, retta di là con Kenka F che ora allunga nuovamente su Cupido Cup e Cluny Grad affiancati, mentre lascia la corda Capovento Pax, sembra un po' in difficoltà a seguire il ritmo Cupido Cup, al modo che Roberto Vecchione può anche accodarsi secondo con Cluny Grad, poi avanza Capovento Pax, intanto però Kenka F va via di buon ritmo e prende nuovamente vantaggio. Siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione, l'ultima curva viene passata in 14,6, sembra nettamente padrona della situazione Kenka F che ha vantaggio notevole. Cluny Grad è in seconda posizione, Kenka F viene a vincere molto bene davanti a Cluny Grad. Al terzo Cupido Cup rientra a Capovento Pax, 29,3 a chiudere, 14,7 la retta d'arrivo, 1,16,6 la media al chilometro per questa allieva di Walter Zanetti, la guida di Andrea Farolfi, colori di Mauro Prospero. La figlia di Man of Many Mission coglie la sua quarta vittoria su 5 uscite. Davvero interessante questa Kenka F che rivediamo vincere molto bene secondo Cluny Grad davanti a Cupido Cup.